Anche quest'anno Sant'Angelo Muxaro con i suoi bambini e i suoi ragazzi partecipa all'edizione di Puliamo il Mondo, un'iniziativa di sensibilizzazione all'ecologia organizzata da Legambiente e che riscuote negli anni tantissime adesioni da parte di comuni e scuole. Quest'anno le scuole che partecipano sono l'infanzia, la primaria e la seconda del primo grado di Sant'Angelo Muxaro. Assieme ai nostri ragazzi faremo un giro del borgo per pulire, diciamo, quello che c'è, quello che lasciano, e sensibilizzarli e anche aiutarli a capire negli argomenti soprattutto dell'ecologia e della raccolta differenziata. Un momento importante appunto per i nostri ragazzi, ma anche per la comunità intera che si trova a partecipare a questo evento nazionale di Legambiente. Oggi, come ogni anno, abbiamo organizzato questa bella giornata di Puliamo il Mondo con Legambiente. Come ogni anno è una manifestazione come dire, molto riuscita, perché i bambini sono entusiasti e quindi inculchiamo, è importante perché dobbiamo inculcare nei bambini, nei ragazzi, questa idea che ognuno possa fare la propria parte, quindi non aspettare che facciano gli altri, ma è giusto che ognuno faccia la propria parte, iniziando anche da queste piccole cose, per cui siamo veramente contenti e la rifaremo sicuramente il prossimo anno. Anche quest'anno il Comune di Sant'Angelo Muxaro ha aderito alla campagna nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo. L'iniziativa è in collaborazione con le riserve naturali Grotta di Sant'Angelo Muxaro e Macalupe d'Aragona. I ragazzi si stanno cimentando a pulire le vie principali del paese, che comunque risulta abbastanza pulito. Come riserva riteniamo che iniziative di questo tipo siano estremamente importanti, in particolare anche per tutelare il comprensorio di Sant'Angelo Muxaro ed evitare praticamente che vengano distribuiti rifiuti nelle campagne in un'area, in un contesto naturalistico estremamente importante come quello di Sant'Angelo Muxaro.